Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città. Sai che sei la statuina del presepe di San Gregorio Armeno più presente quest'anno a Napoli? Non vedevo l'ora, guarda. La parità, assessora, presidenta, capatrena. Siamo ridotte ai nostri orifizi a disposizione dell'esplosione del piacere maschile. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao Fiero, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I Barbari Eleganti! Buonasera a tutti dai Barbari Eleganti. Stasera inizio io perché il buon Gaz c'è, però è stato chiamato all'ultimo momento, quindi è fuori un secondo a parlare al telefono. Bentornati ai Barbari Eleganti dopo 2 settimane dalla nostra scorsa puntata. La scorsa settimana abbiamo saltato per lo speciale di Radio Libertà sulle fondamentali elezioni in Umbria. Ecco, magari potevamo andare in onda per alleviare un pochettino i nostri ascoltatori. Esatto. dopo il risultato delle elezioni. Dopo il risultato delle elezioni, che insomma di 2 roccaforti di sinistra che si sono confermate 2 roccaforti di sinistra, e sti cazzi onestamente, e nulla, adesso siamo tornati con i Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre Marco Rubeo con il cugino, l'ottimo, il sole unico Vittorio Pablito Las Mujeres. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo qui anche il signor Gazzola che per ora invisibile tornerà, e tra poco si dovrebbe collegare al cellulare anche l'ottimo Luca Adalberto Scognamiglio. Ho già paura di quello che potrebbe dire, che però in questo momento non si è ancora collegato. E nulla, cugino, dobbiamo perdere del tempo prima del ritorno del buon Gaz. Di che cosa vogliamo parlare? Ma mettiamo una notizia che Gaz sicuramente non approverebbe, così. Una notizia che Gaz non approverebbe, poi lo vado a prendere di forza. Allora, una notizia inutile. Questa qui? No, vedi le... dai, questa qua, dai. Questa che tanto sappiamo già cosa commenterebbe Gaz. Allora, lascia l'attività da fruttivendolo per buttarsi sui siti per adulti. Come sarà andata? Beh, meraviglioso, cugino, cosa vogliamo dire in prima battuta? Beh, cosa c'è da dire? Complimenti per... vedendo anche l'età della persona indicata, fare queste scelte a 45 anni dimostra di avere un grande coraggio e dei grandissimi attributi. Assolutamente sì. Troppe tasse e spese elevate. Denis Garzon, un fruttivendolo 45enne di Vicenza, ha lasciato il suo negozio di frutta a causa di difficoltà economiche e delle spese elevate, tra cui le tasse e una nuova pista ciclabile che ha ostacolato l'accesso al suo negozio. Allora, durante i suoi viaggi nell'est Europa, Garzon ha sviluppato una passione per la seduzione, che lo ha spinto a decidere di entrare nel mondo dell'intrattenimento per adulti su OnlyFans, attratto dalla promessa di guadagni facili. Beh, sicuramente una storia, un articolo che acchiappano click, quindi una buona anche pubblicità per il nostro amico Garzon, e ha fatto assolutamente bene, cioè... Avanti tutta, anzi amico mio, avanti tutta. Il primo video di Garzon, girato con una ragazza di Verona, non ha avuto il successo sperato nel campo. Qui ovviamente i giornalisti sgrammaticati che non sanno neanche scrivere gli articoli. Nonostante i video siano venduti a circa $20 ciascuno, Garzon ha rivelato che costruirsi uno stipendio stabile è molto difficile, smentendo il mito di guadagni facili e rapidi. Aia.
Oltre alle difficoltà nel settore hard, Garzón ha ammesso che trovare un lavoro tradizionale è complicato a causa della mancanza di competenze specifiche. Cugino, brutto. È un po' il crollo di un mito. Ah beh, ma comunque appena iniziato, diamogli il tempo di, dici, di prendere, di carburare, di farsi ma certo, di crearsi una sua fanbase, di allargare il pubblico di riferimento per fidelizzare il pubblico. Poi una volta che hai fatto quello puoi arrivare anche agli step successivi e iniziare a guadagnare di più. In fondo quelle che tra gli OnlyFanser e le OnlyFanser che vanno di più sono quelli che comunque già da prima avevano un seguito abbastanza importante, chi su Instagram, chi magari su YouTube, tipo Dennis Dosio. Sì, ce lo ricordiamo, Dennis Dosio e le famose patatine di fans con le patatine dove siete. Però insomma, diciamo che questo argomento, l'argomento di OnlyFanser, ci serve un po' per introdurre esatto. per introdurre dei racconti, il racconto del nostro venerdì sera, che in realtà noi volevamo fare con il qui presente Gaz. Però a quanto pare Gaz si sta dilungando con la telefonata. Sì, ma quindi... tanto tra 2 minuti resti qui, dici 2 cose, ti metti a leggere un passo della Divina Commedia e io vado e lo prendo di peso, se siamo tutti d'accordo. Beh, guarda, cugino, è sicuramente un'ottima mossa far leggere a un dislessico la Divina Commedia. Ma chi se ne frega, cugino, tanto non penso che qualcuno si possa accorgere. Comunque stavo parlando del nostro ottimo venerdì sera, cugino. Del nostro ottimo venerdì sera. Allora, vuoi introdurre cosa è successo? Per chi segue in modo assiduo questa maledetta trasmissione, e che tra l'altro ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, il momento fu più propizio per dire questa cosa. Esatto. Si ricorderà sicuramente che un paio di mesetti fa abbiamo avuto come ospite di questa maledetta trasmissione Miss Elisa e il suo cane Alex, ovvero una mistress BDSM che lavora anche con OnlyFans e il suo schiavo personale, l'ottimo dottor professor Aleandro, padre Aleandro, in arte anche padre Aleandro. Ma di padre spirituale non si tratta, in cui hanno fatto un'intervista anche molto interessante, vi invito a recuperarla su YouTube o su Facebook sul canale di Radio Libertà, in cui ci hanno raccontato com'è fare la mistress e fare lo slave. E quindi ci hanno invitato al play party, questi famosi play testarlo party. proprio sul Cosa campo. sono questi famosi play party? Sono delle serate in dei locali, principalmente locali di Milano, che è la capitale della perversione italiana, possiamo dirlo. Meno male che esiste Milano. Male, assolutamente, lunga vita Milano. E questi play party dove ci sono esibizioni, dove ci sono spettacoli BDSM, dove vengono queste mistress disposte a frustare i malcapitati che decidono di e non solo, non solo, anche altri spettacolini, ma poi ne parleremo meglio con Gaz. E allora, visto che un nostro caro amico, di cui non faremo il nome, un nostro amico, colui che ci ha fatto entrare in contatto con Miss Elisa, si è buttato nel business dell'organizzazione di questi eventi, abbiamo deciso di sperimentare, provare, tastare con mano, e mai questa metafora fu più appropriata, questo benedetto play party. Siamo andati questo venerdì sera a Milano, in centro a Milano, in questo locale. Un locale, possiamo anche fare il nome, tanto è un locale di dominio pubblico, l'Inferus di Milano, storico locale gay che però negli ultimi anni Quale locale poteva essere più adatto ai barbari eleganti? Anche a serate etero. Ecco, guarda, eccolo qui il pasticcino che capita a Fagiolo. Buonasera. Buonasera. Stiamo parlando del nostro venerdì sera, del fatto che siamo andati al play party. Vabbè, passando alle notizie secondo serie, me Gazzola, prima di passare alle notizie serie, caro cugino, vorrebbe sapere di un po' di quello che abbiamo fatto. Non ce ne frega niente. Allora, che cosa c'era a questo play party? Non ce ne frega C'erano delle ottime mistress con i loro c'erano delle ottime mistress con i loro frustini, c'erano delle mistress che facevano gocciolare la cera delle candele sui nostri corpi. Vabbè, non possiamo andare avanti. È un po' troppo disagio. Va bene, serie. Dai, va bene. Tranquillo, Gaz, se sei troppo a disagio andiamo con le notizie. Già un disagio questa trasmissione, però vabbè. C'è troppo disagio nell'aria. Vabbè, gli ascoltatori potranno immaginare che cosa si è fatto fare il buon Vittorio. Vabbè, dai, andiamo avanti. Beh, niente di meno che quello che faccia Gazzola di solito, quindi lui è che non vuole ammetterlo.
Allora. Dai, Gazzo, qualcosa di La leggero. prima notizia della settimana. Ex carrozziere clona l'auto di famiglia e paga solo una polizza. A scoprire la truffa la Guardia di Finanza. In questo modo sia lui che la famiglia potevano circolare liberamente a Casarano. Provincia di Bolzano, Assolutamente. sicuramente. Provincia di Trento. Assolutamente sì. Aveva clonato la sua auto, una Fiat Punto, in modo che sia lui che la sua famiglia potessero circolare a Casarano con 2 vetture dello stesso modello, serie, colore, targhe e soprattutto con la stessa polizza assicurativa. A mettere a punto questo ingegnoso quanto illecito sistema, un carrozziere salentino in pensione, scoperto dalla Guardia di Finanza. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di constatare che il veicolo clonato era dotato di targhe realizzate in vetroresina. Inoltre erano assenti le targhette identificative nel vano motore, con un telaio risultato ribattuto. Leggo dal TGR, quindi notizia dalla Rai, Gaz. Prima che tu, come nelle scorse puntate, dica che cerchiamo queste notizie in siti strani apposta per i barba eleganti. Ci mancherebbe. Quindi ragazzi, in quale regione? In quale regione? C'è da dire fare una considerazione molto importante, cioè se utilizzassero metà di questa inventiva e di questo ingegno per creare un'azienda, per tirarla su, per sviluppare nuove tecnologie, il Sud sarebbe la regione d'Europa più avanzata del mondo. Invece lo usano solamente per clonare le auto, non so, prendere pensioni di invalidità. Quando sei cieco e guidi l'auto. Vabbè, dai, non facciamo questi, come peccato, perché è un'ottima inventiva sprecata, c'è un ingegno, una certa furbizia, mettiamola così, sprecata, cioè perché potresti utilizzarla in maniera decisamente migliore. Sì, che poi io mi chiedo, ma gli sarà anche costato clonare quest'auto? Cioè, a sto punto non faceva prima pagarsi un'altra assicurazione? Cioè, addirittura a volte, pur di fare queste cose ingegnose, artistiche, caratteristiche anche, se vogliamo unire i due termini, si va ad avere un esborso. Beh, abbiamo detto un ex carrozziere in pensione, però, quindi evidentemente avrà dei contatti che l'avranno aiutato sicuramente. Ma lei, dottor Gazzola, cosa ne pensa? Lei, per pagare meno di assicurazione, farebbe mai una cosa del genere? Ma non lo so, non so neanche se mi verrebbe in mente una cosa di truffare qualcuno per pagare meno l'assicurazione, ma probabilmente non farei niente. Io sai, ho altre origini, no? Sì. Quindi ho spesso... Vabbè, evitiamo altre origini, vogliamo dire un po' dell'est, diciamo. Un po' dell'est, sicuramente. No, ma adesso, al di là degli scherzi, niente, che cosa c'è da dire? È una vergogna. È una vergogna. È imbarazzante. Però allo stesso tempo va riconosciuto il genio. Certo, come in tutte le altre iniziative. Come in tutte le iniziative individuali. Individuali. Assolutamente sì. Beh, individuali, però che rispecchiano anche un certo background collettivo e culturale. Ad esempio, caro Gazzola, ma nell'ottimo comune di San Donato milanese, ma non citiamo comuni a caso, vedrebbe mai un'auto clonata girare per le strade, ad esempio? Ma non lo so, considerando chi ci abita, probabilmente. Ma non lo posso sapere, magari sì, magari no. Aver gli strumenti potrei risalire qualche volta, ma non penso ci sia. Bene ragazzi, è arrivato il momento della prima canzone. Io per questa prima canzone ho trovato una chicca, una perla, che secondo me è un autentico capolavoro della musica italiana, mi pare degli anni 90, una canzone che Mina ha inciso con un signore, un grande campione di rally, un grandissimo pilota di rally, che proprio ieri o l'altro ieri è stato fatto fuori dal partito che ha fondato, ovvero il Movimento 5 Stelle. Quindi ora andiamo con la prima canzone, Mina e Beppe Grillo, Mina featuring Beppe Grillo con Dottore.
Mamma mia ragazzi, che pezzone, Ma che no- pezzone, Mina e Beppe Grillo conduttore, io adoro questo genere di musica. Ma non sapevo che Beppe Grillo si fosse dato al canto. No, ma in realtà è una canzone mi pare degli anni 90, Degli quindi anni 90. anche... Beh, diciamo che avrei Cioè, preferito adesso- che rimanesse nell'ambito musicale che non si desse No, ma alla guida automobilistica. ma anche alla politica, cioè. Comunque adesso avrà sicuramente più tempo a disposizione, visto che ieri l'hanno silurato in maniera brutale. Dal Movimento 5 Stelle. Perché il Movimento 5 Stelle, che era partito come appunto un movimento di massa popolare, no? Che doveva entrare in Parlamento, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e che poi è finito col diventare un partito vero e proprio, perché alla fine è un partito Adesso vero e l'hanno proprio, ufficializzato. dopo aver fatto sono un certe- partito. dopo aver fatto certe purghe, e oltre a questo hanno tolto il limite dei 2 mandati, cosa che invece prima era presente, Certo, e ne perché andavano hanno anche detto, fieri, perché hanno detto la politica non deve diventare una professione, e invece adesso, invece è peggio di una professione. adesso è peggio di una Peggio professione. di una professione, ma non solo, ha dato in mano il partito a Beppi Conte, Giuseppe Conte, colui che per puro caso si è ritrovato lì a fare il premier, improvvisando con il suo aplomb molto da Molto professore, chic. molto da professorone, e che però poi effettivamente poi alla fine contano i numeri, no? Sì. E quindi vediamo i numeri del Movimento 5 Stelle alle regionali, Che partendo ogni anno dall'Umbria, scendono sempre di la meno. Liguria, eccetera, che fra un po' arriveranno quasi al numero della prefisso telefonico. Forse Giuseppe ci ha fatto anche un favore, no? Di far sparire pian piano questo Movimento 5 Stelle, che era un movimento di sostanzialmente incompetenti. Sì, possiamo dire la più grande fake news politica nella storia italiana. Che si è trovata bene Abbiamo poi una a Roma, chiamata. e poi insomma lo vediamo tutti. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi da Palazzo in provincia di Como. Oh, bentornato Giampaolo, Salve, ci ricordiamo salve. di lei. Sì, tra l'altro io sono lavorato in Cattolica in giurisprudenza nel 94, 93. Bene. Ecco, come noi quasi. Sì, quasi come voi, visto che parlate della Cattolica. Comunque volevo dire una cosa velocemente. Sì. Incidentalmente sul Movimento 5 Stelle purtroppo sono dei dilettanti che sono lì solo per... sono passati dallo stato rivoluzionario allo stato conformista assolutamente sì. istituzionalizzato, quindi adesso sono peggio, forse il peggio che c'è in politica sulla scena italiana. Comunque volevo dire una cosa velocemente, una cosa che ci tenevo a dire. Io ho un blog, se mettete Giampaolo Bernasconi Wave in Google lo trovate, sì. E ho appena caricato un articolo in inglese di Martin Hellman dell'Università di Stanford, che è uno scienziato che si occupa di informatica e che si occupa del pericolo di una guerra globale nucleare. Sì. Ecco, andate a vederlo, perché nessuno parla di questo problema. Tutti parlano del cambiamento climatico, che va molto di moda ultimamente. Ad esempio Roger Brown ha scritto un libro sul cambiamento climatico. Io non sono un negazionista climatico, penso che ci sia un problema di aumento di temperatura causato dall'uomo, e credo nel cambiamento climatico che bisogna combattere. Però Martin Hellman di Stanford, se cercate Martin Hellman Stanford su Google, parla del problema di una guerra nucleare che oggi sarebbe causata da un attacco nucleare russo in relazione alla guerra in Ucraina, di cui non se ne parla. È molto più probabile una guerra nucleare di quello che si pensi. Lui è un informatico e ne parla nel suo blog. Grazie e buona continuazione. Grazie Giampaolo, e siamo curiosissimi di sentire l'opinione Giampaolo che ci dà un ottimo assist contro quello che insomma io vado avanti da dire in questa trasmissione da molto tempo, cioè dell'effettivo stato dei criminali russi al Cremlino, come Vladimir Putin. Vabbè, opinioni per carità, però io penso che sia ancora più pericoloso, che sia ancora più pericoloso quello che è successo settimana scorsa, no? Cioè Biden, giusto, quel presidente che ormai sta per essere liquidato e per fortuna sta per andare in pensione. Gli americani lo hanno già preso a calci nel sedere. Esatto, però lui, non contento probabilmente per gli ultimi momenti di gloria da presidente degli Stati Uniti, ha deciso tramite quel fantoccio di Zelensky, così però, di bombardare
di bombardare, o meglio, di buttare delle bombe sul territorio russo. Proprio, guarda caso, in un momento storico in cui le acque pian piano si stavano, non dico calmando. Ma si stavano calmando Non di dico cosa? calma- ma no, non ho Che detto subito calmando. dopo le elezioni americane Non ho hanno detto lanciato calmando. uno degli attacchi Però- missilistici più Vabbè, potenti che dall'inizio vabbè, del conflitto. vabbè, Ma però sei andiamo- un pagliaccio! Sei un pagliaccio! Calma, cugino, calma. Però ecco, al di là di vabbè, poi capisci che Tu mantieni la plomb. ma sì, ma Non è ti che- curare di loro, ma guarda e non basta. ci curiamo di loro. Poi cosa è successo? Andiamo a rileggerci un attimo le dichiarazioni di qualche settimana prima di questo attacco molto vergognoso e leggiamo dalle dichiarazioni che comunque gli animi, c'era la volontà comunque di chiudere, la volontà di riappacificarsi, di sedersi a un tavolo e dire vabbè, basta, abbiamo fatto questa guerra inutile e dannosa, adesso cerchiamo di trovare una quadra, di smetterla con Allora, tutti questi- Gazzola Cerchiamo di ha portato negoziare. avanti la sua propaganda, quindi No, ora no, ma, adesso sono parlo io. fatti, sono Adesso fatti. parlo io. Ma che fatti? E Ma poi che il fatti? Ma fatto- sei imbarazzante. lascia finire. E poi il fatto che comunque all'ultimo qualcuno abbia cercato di nuovo di provocare, probabilmente perché risolvere il problema non è nel suo interesse, questo è stato molto vergognoso e questa qua non è un'opinione solo mia, ma è l'opinione anche di tanti altri che hanno seguito la Aspetta, vicenda. ecco qui l'altro troll. Abbiamo qui con noi in diretta telefonica. Amir da Palestina. È tornato Ahmed da Palestina. Buonasera. Buonasera. Volevo dire a fratello Vittorio che è un coglione. È così. Solo quello. Stia Buonasera. zitto, troll. Ma cos'è che c'ha? Perché io l'ho sentito agitato. È nervosetto oggi. Siamo Perché un po' è nervoso? nervosetti. È nervosetto. Perché magari il tempo atmosferico in qualche regione orientale non è come aggrada lui, per cui è nervoso. Ecco, dopo il primo intervento di uno dei due pagati dal Cremlino è arrivato anche il secondo, anzi. Ma non sono pagato dal Cremlino. No, dal Cremlino dal Cremlino. Ma hai capito perché poi vabbè, questo perdono qui i è un voti, troll guarda. che vuole solamente ma hai che capito- vuole solamente ma- creare il ma caos, hai quindi capito va perché bene. Poi c'è il pagato dal Cremlino. vabbè, hai capito perché poi perdono i voti? Perché se non la pensi come loro, che loro sono assolutamente democratici, eccetera, se non la pensi come loro, allora sei pagato dal Cremlino. Poi ti arriverà anche l'accusa di essere omofobo, xenofobo, fascista, negazionista. No, io non ti accuso tutte di quelle essere robe lì. fascista, ti Ma accuso di essere un sì, bolscevico, ma sì, perché vabbè, quello sei, Gazzola, quello che- sei. Allora, Scogna, perché per chi non l'avesse capito, abbiamo qui con noi che è tornato Luca D'Alberto Scognamiglio, il nostro caro quarto, la nostra quarta gamba. Cosa deve fare l'Ucraina? Dovrebbe negoziare? No, aspetta, prima di entrare nel pratico e nel serio, Sì. se io sono la quarta gamba, la terza gamba chi la fa? Chi di noi? Beh, Vittorio, cioè Vittorio per forza lui. Io sono la gamba destra, Gazzo è quella sinistra e Vittorio è la Quella terza lunga? gamba. Okay, Quella lunga? sì. Sono a posto così, grazie. Sei stato chiaro nella risposta. Certo. No, deve fare parliamo di geopolitica, davvero? No, che bello. no, Bellissimo. vabbè, di quello E tu che mi ti chiedi pare. cosa dovrebbe fare- Tu mi hai chiesto cosa dovrebbe fare l'Ucraina. Dai, dici. Ma posso dirlo? E sei su Radio Libertà, c'è libertà di espressione, dillo. Meraviglioso. Perché uno mi fa i canali dietro? Cosa ho fatto? Ma no, allora, io in realtà vorrei collegare... Sì, però veloce, non abbiamo 40 minuti, dai. No, mi volevo ricollegare al ruolo dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un ente sostanzialmente inutile. Tra Russia e Ucraina c'è un problema, il problema è nel cuore dell'Europa. L'Unione Europea cosa sta facendo? Zero. Sono passati 6 mesi dalle elezioni europee e non c'è ancora la commissione approvata. Negli Stati Uniti hanno votato un mese fa, non hanno ancora finito di contare tutti i voti, ma c'è già un governo nominato. L'ottimo nuovo governo Trump. Vi pare normale? L'Unione Europea è una cosa bellissima, ma che va
smantellata dalla testa ai piedi, è una cosa vergognosa. Smantellata e magari rivista, rifatta da capo, no? Certo, sì, ovvio. Ok, ma tu sostieni che l'Ucraina debba negoziare, come sostiene Gaz, o che debba andare a membro duro ancora contro la Russia e far morire altra gente per comunque perdere le proprie terre, come sostiene il cui cugino Vittorio? Allora, secondo me il discorso è abbastanza semplice. Ha senso continuare una guerra nel quale muoiono persone sia da una parte che dall'altra, senza che si arrivi mai a una reale fine? Senza che una parte Adesso ti spiego io perché non sei mai arrivato a una reale persona fine. intelligente, Te lo spiego adesso io, perché noi abbiamo continuato a dire, a piagnucolare nelle nostre casucce al caldo che aumentava di qualche euro la nostra bolletta, mentre lì stavano morendo e combattendo per la libertà di tutta l'Europa, e gli dicevamo di non poter attaccare il territorio di quello stato criminale russo. È quello il problema. Abbiamo costretto 2 anni l'Ucraina a non poter attaccare, a non poter controbattere, e questo è il problema. Ma non ha le forze per attaccare, ma cosa vuoi? Gli abbiamo dato le armi e gli abbiamo detto come per l'eccesso di legittima difesa, uguale. Tu hai un'arma e non la puoi usare. Cosa c'entra? Ma a parte che poi... No, a parte che poi ci ricordiamo anche gli articoli di Repubblica che ogni 2 mesi continuava a dire la Russia non ha più esercito, adesso cade, adesso la Russia cede, adesso la Russia è di qua, la Russia è di là, e poi vediamo che dopo 2 anni la Russia è ancora lì. Una guerra a cui Putin aveva detto che avrebbero vinto, la stessa guerra che Putin diceva di vincere in 10 giorni. Questo c'ha ragione Vittorio. Per carità, ma per poi dire... Per dire che comunque è inutile che si continuino a fare morti su morti di giorno in giorno. Gli ucraini, pur di non stare sotto il tallone di quel dittatore schifoso di Vladimir Putin, preferiscono morire, e quella lì è una popolazione che ha le palle, non come noi che in Europa, non che come noi in Europa. Trump, Zelensky ha detto anche un'altra cosa. Stai zitto, ragazzi, bolscevico pagato dal noi non abbiamo più cretino. tempo, dobbiamo andare con la seconda canzone e chiudiamo la parentesi geopolitica. Ci rivediamo tra 2-3 minuti con Scogna, Simpo si arca con Povere creature. Rieccoci su Radio Libertà. C'era un acceso dibattito poco fa, no? Sì, che chiudiamo, perché ormai della geopolitica ci siamo anche francamente un po' rotti i coglioni. C'era un acceso dibattito, ma ora passiamo alle cose serie. Esatto, c'è ancora Scogna collegato in chiamata? Adesso lo richiamiamo. No, mica si è scollegato, ma questo qui veramente non capisce proprio un cazzo. Allora, no? Basta, cambia notizia, per favore. Questa ne abbiamo già parlato. Oh, bello, ci ricolleghiamo a Trump. Allora,
Sapete che i divi di Hollywood si sono praticamente tutti schierati a favore di Kamala Harris, tranne però un paio di eccezioni. Mel Brooks, no, non Mel Brooks, Mel Gibson. No, Mel Brooks è ancora vivo. Sì, no, ma dico Mel Gibson, mi pare. Quello dello scozzese. Sì, il Braveheart. Mel Gibson. E altra, come si dice? Altra eccezione, l'ottimo Sylvester Stallone. Sylvester Stallone introduce Donald Trump definendolo il secondo George Washington. Donald Trump come George Washington e Rocky nel discorso della star che ha introdotto l'ingresso del neopresidente a un evento di beneficenza in Florida. Sylvester Stallone ha fatto da cerimoniere per il neopresidente Donald Trump al galà dell'America First Policy Institute tenutosi ieri, cioè 2 settimane fa, a Palm Beach, in Florida, a Mar-a-Lago Club, definendolo il secondo George Washington. Siamo in presenza di un personaggio davvero mitico, ha esclamato il divo. Adoro la mitologia e questo individuo non esiste su questo pianeta. Nessuno al mondo avrebbe potuto realizzare ciò che ha realizzato lui. Quasi sono esterrefatto. Stallone ha poi proseguito: quando George Washington difese il suo paese non aveva idea che avrebbe cambiato il mondo, perché senza di lui potete immaginare come sarebbe il mondo. Indovinate un po', abbiamo il secondo George Washington. Cugino, a te piacciono i Rocky? Sei un fan della saga di Rocky, soprattutto di Rocky 4? Mamma mia, la vecchiaia è veramente una cosa bruttissima. Certo. A te piace Rocky, Gaz? Assolutamente sì, è sempre piaciuto e continuo ad essere coerente con me Per chi stesso. tifavi in Rocky 4? Io assolutamente per i popcorn, io mi mettevo lì con i popcorn a guardare i combattimenti. Per l'americano Stallone, per l'americano Rocky o per il sovietico Ivan Drago? Io penso che siano stati entrambi dei buoni attori. A parte il fatto che l'attore era svedese, che non sovietico veramente, no, ma però... ma che c'entra? Quelli lì sono dettagli, però sono entrambi dei buoni attori. È un film della Madonna, qualcuno direbbe, non so chi, però insomma. E quindi resto coerente con me stesso e penso che Sylvester Stallone sia una grande persona, molto saggia, e che quindi lo sia stato in passato, lo sia oggi, quindi bene queste prese di posizione, no? O no? Sì. È tornato Scognamiglio? È tornato Scognamiglio? Ci siamo quasi? Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, non ce la facciamo proprio qua. Scogna non ce la fa proprio. È tornato? Lui è tornato. Lui è Ecco, tornato? lui è tornato. Oh, Bene così. è tornato ad Alberto. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a lei. No, stavamo commentando la notizia secondo cui Stallone ha introdotto Donald Trump a un evento di beneficenza definendolo il nuovo George Washington. Lei cosa ne pensa? Sì. Magari la panza era la stessa, però non lo so, non penso niente. Davvero, cioè Trump grande, numero uno, però non penso che abbia la storicità che può avere un Washington, non so, è una di quelle stronzate che si dicono a questi eventi qua. Beh, però ha fatto il biggest comeback in American history. No, allora c'è da dire che Trump nella storia americana ha un merito e un record probabilmente, quello di aver vinto 3 elezioni presidenziali di fila. Assolutamente sì. A parte il fatto che sei un grandissimo coglione, non sai che Roosevelt ha vinto comunque 3 elezioni di fila. Vabbè, lui intende dopo. E veramente intende dopo sempre guardare Roosevelt. il passato. Guardiamo il futuro, non il passato. Guardiamo al futuro. Nonostante fuori faccia freddo, non è tempo per il passato. Sento Vittorio teso, è come se avesse, non so, un qualche problema. Io ti confermo che è abbastanza teso, probabilmente perché gli sta crollando tutto sotto i piedi, no? Tutte le sue convinzioni. Ma no, non è che sono le mie convinzioni, è vedere un ideali, troll e un bolscevico tutti che i suoi ideali. sono Vedi qui che a sparare riduce, cazzate. ma si riduce anche poi all'insulto, perché evidentemente quelle convinzioni che aveva stanno avendo se n'è andato via. Vabbè, ma è deficiente, dai, ma poi non lo devi insultare. Ma come si fa a non insultare? insultarlo? Intanto passiamo alla prossima notizia. Dai, passiamo alla prossima notizia. Cugino, questa la devi leggere tu. Via. Cioè, ma io mi chiedo perché, il perché. Da fanpage.
dall'ottimo fanpage non paga dopo un rapporto sessuale a 3, le donne lo ricattano, che non sono io, ci tengo a dirlo, 1.000 euro o ti spacchiamo l'auto. Un ragazzo di 27 anni ha sporto denuncia ai carabinieri dopo che 2 donne hanno ricattato in seguito a un rapporto sessuale a pagamento. Entrambe sono state arrestate. 2 ragazze di 21 e 22 anni, quindi hanno l'età del sottoscritto, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Roma Borgata Ottavia con l'accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Avrebbero cercato di estorcere del denaro a un ragazzo di 27 anni dopo un rapporto sessuale a 3, dicendo che altrimenti le avrebbero fatto a pezzi Fermo un l'auto. attimo, ma senti anche tu Sì. Ora chiedo a Luca Scognamiglio, che è tornato con noi, di mettersi in muto, bravo, di mettersi in muto quando parliamo noi, perché sennò si sente il rumore della sua auto. Grazie. Ritorniamo. Avrebbero cercato di estorcere del denaro a un ragazzo di 27 anni dopo un rapporto sessuale a 3, dicendo che altrimenti gli avrebbero fatto a pezzi l'auto, che intanto gli avevano confiscato. Il 27enne, temendo anche per il fatto che entrambe sapevano dove abitava, ha deciso di andare dai carabinieri e denunciarle. Cugino, ti sei mai trovato in questa situazione? Hai mai... No, sei mai anche stato per ora ricattato non... a seguito di... uno, perché ancora non mi serve andare a pagamento per nonostante avere non ci sia certi nulla tipi di male, rapporti, ma nonostante non ci sia nulla di male. Però finché posso permettermi di non pagare, preferisco magari risparmiare per andare ai play party con il cugino Marco. Assolutamente, e con l'ottimo Gaz. E con l'ottimo Gaz, sì. Cioè lui i play party li fa solamente al Cremlino con i generali di Putin, però... E qui ricordiamo Pazzanotte russa. Ma voi vi meritate veramente una querela dopo tutte queste falsità e oscenità che state dicendo. Però al secondo punto qui c'è un problema da entrambe le parti, cioè il carissimo ragazzo avrebbe dovuto comunque, dopo un rapporto, comunque avrebbe dovuto pagare perché ha ricevuto un servizio e quindi in cambio era giusto ricevere un pagamento se era stato pattuito. Dall'altra parte eviterei di andare così sulle minacce così gratuite, perché comunque poi passi tu dalla parte del torto, a meno che non siano contro Gazzola, in quel caso lì sono più che meritate. Ancora. Vabbè, lasciamo perdere. I debiti vanno onorati. Ma che discorsi sono? La parola data va onorata, o no, Scogna? Ecco, voglio solo questa dire è la una risposta cosa. giusta. Il Sì? silenzio. Ovvero, Vittorio c'ha sempre solo le stesse parole in bocca. Ma come si può dar credito a una persona del genere? Hai ragione. Ma come si fa a dar credito a un troll come te? Ma vergognati. Beh, Scogna, ti rivelo un segreto. Se ci fai caso, tutti noi 4 abbiamo le stesse parole in bocca ogni volta. Beh, effettivamente. Non facciamo altro che ripetere le stesse frasi da 2 anni in questa trasmissione. Quindi io non mi stupirei. Effettivamente funziona, cioè, come format. E devo dire che se dopo 2 anni siamo ancora qui, vuol dire che queste parole un minimo funzionano. Stai scoperchiando un po' il vaso di Pandora, perché sarebbe chiedere alla redazione di questa radio la ragione per il quale questo tipo di trasmissione va ancora avanti, o meglio, la trasmissione può anche andare avanti, ma perché Vittorio è ancora lì? Perché sono il fulcro di questa trasmissione, senza di me non ci sarebbe. Ma è molto semplice. abbiamo fatto un periodo senza Vittorio, abbiamo fatto una decina di puntate, ma probabilmente sono state le puntate peggiori, più brutte della storia peggiori di questo programma, con tutto il rispetto per il File e per Tancredi. No. Proprio non funziona, non c'è l'alchimia, non c'è il meccanismo, quel serio dibattito tra la parte rappresentata da Gaz, la parte rappresentata dal cugino Vito, diciamolo e il come stanno le cose, moderatore. diciamo le cose, c'è il democristiano che è sempre centrista e sta nel suo mondo. Vabbè. Chi rappresenta il terzo mondismo, tutte quelle schifose squalide dittature come Gazzola, la Russia, la Cina, l'Iran, che sono una vergogna dell'umanità, invece chi rappresenta come me, come sottoscritto, i grandi valori dell'Occidente. Cioè, io non ma so, ma se lo sta dicendo da solo, capisci che poi Vittorio è bello sentirlo parlare, perché lui rappresenta veramente la sinistra attuale, no? Quella sinistra che parla il bolscevico, non ha più valori, quella sinistra che si loda da sola perché vive in quei circoletti del centro città, che vive in un mondo a parte, e che quando tu vuoi far la pace o comunque vuoi che la si smetta con i morti
inutilmente in certe... non riapriamo il discorso geopolitico, per cortesia. Vabbè, per carità, però anche perché stavamo parlando di un rapporto a tre, non ma quando sì, ritorniamo ma alla sì, Russia. quando si arriva a quel punto del discorso, Vittorio fa saltare tutte le carte in banca e quindi inizia a far casino, eccetera, perché il caos è quello che piace alla sinistra. Nelle periferie, No, il caos è quello che piace ai nostri ascoltatori, lo dimostrano anche i numeri. A Vittorio piace il caos, lo dimostrano anche i numeri. Quindi Il Vittorio è caos. di sinistra. Vittorio che ti dà sempre il bolscevismo è di sinistra. Ma non è quella sinistra seria che c'era una volta che difendeva i lavoratori con la schiena dritta. Vabbè, potrei anche rappresentarla io, però non è quella sinistra lì, è quell'altra sinistra che vive nei circoletti, in zona 1, al centro città, i Parioli, esatto, in area C, che vive un po' lontano da tutti quei problemi che invece vivono le persone comuni come noi, no? Certo, quelli che ti vengono a dire che bello il multiculturalismo, la società che si apre, però non vivono i disagi delle quella periferie. che va davanti alle fabbriche, quella sinistra che va davanti alle fabbriche di operai che manifestano perché non hanno più un salario, perché qualcuno se ne è approfittato. Vabbè, sbagliano pure loro, e ma dettagli. lui va lì e dice vabbè, ma trovatevi un altro lavoro, no? Così molto con sciallanza, come si direbbe oggi. Vabbè, se sei contro il libero mercato, Gazzola, non è un problema mio. Senza tutele, Scogna, che dici? Effettivamente Vittorio potrebbe rappresentare una certa sinistra radical chic? Ma Vittorio rappresenta quella roba lì, cioè il classico Lib Dem, fluido, non sa neanche di cosa vuole, che però è pronto a puntare il dito contro gli altri. Ma è imbarazzante, io non so più come definirlo. No, assolutamente Ho perso le parole. Assolutamente Ho perso le parole. Ma sembra ma sta parlando uno che sostiene Guarda tra che la ti Palestina insulta, da e manuale ti Israele insulta. sostiene la Palestina e tra la Russia e l'Ucraina sostiene la Russia, ma sei imbarazzato. Ma vedi che io non ho mai mistifichi anche le cose, perché non ha mai detto una roba del genere. Diglielo, Scogna. Sparito, ecco, il silenzio è la risposta giusta, Vittorio. Il silenzio. Io non ho mai. Vedi, qua dici calunnie nei confronti delle altre persone. Io non avevo mai detto di sostenere la Palestina. Ho sempre detto che. No, questa cosa non la posso dire. Vabbè, possiamo intuire la tua posizione. Benissimo, allora, ora vorrei raccontare la notizia più bella delle ultime 2 settimane. Scogna, per favore, mutati. Benissimo, perfetto. Una notizia che in realtà è di 10 giorni fa, ma noi è da 15 giorni che non andiamo in onda, quindi chiaramente la diamo adesso. Bellissima. Si fingono orsi per truffare l'assicurazione e distruggono le loro auto. Biologo li scopre guardando il video. Hanno presentato richieste di risarcimento per i danni alle loro auto di lusso provocati da presunti attacchi di orso. I video li hanno smascherati. I veri orsi erano loro. Travestiti da orsi per truffare l'assicurazione. Arriva dagli Stati Uniti la notizia dell'arresto di 4 persone accusate di aver inscenato attacchi di orso alle loro auto di lusso per incassare i risarcimenti. Per essere credibili hanno fornito anche un video dei presunti attacchi, che alla fine però li ha incastrati. Cioè sostanzialmente questi qui hanno comprato dei costumi da orso al negozio di costumi, si sono travestiti da orso, sono entrati nelle loro auto, le hanno distrutte e poi sono andati all'assicurazione a chiedere i soldi per il risarcimento. Poca inventiva, danni. avrebbero dovuto chiedere consigli tecnici a un napoletano, perché bisogna chiedere ai milioni, insomma, quando si vuole lavorare attuare qualcosa che è nel loro campo, quindi hanno fatto questo errore, cioè sicuramente da Napoli avrebbero dato un consiglio, un suggerimento decisamente migliore che vestirsi da orso per spaccare l'auto. Esatto. Avrebbero finto magari di farsela rubare o cose del genere, insomma, qualcosa di un po' più che andava un po' più nel concreto. Esatto. Tra l'altro questa notizia arriva da Lake Arrowhead, nelle montagne vicino a Los Angeles, USA, California. Spettacolo. Cioè, da dove poteva arrivare? Da là per forza. Da quello quel che paese... è il simbolo della moda woke degli Stati Uniti. Torniamo sempre agli discorsi di prima, no? Cioè, Stati Uniti, il liberal dem,
è un mondo che vive tutto nel suo mondo, quando tutti gli altri mondi invece sono più realistici, questo qua invece è molto... Fammi un esempio di molto mondo fluido. realistico, avanti. Guarda, l'esempio di mondo realistico è quello che ti ritrovi uscendo da questi cancelli, andando un po' più avanti, ti ritrovi nella periferia milanese, quello è il mondo realistico, no? Mentre il mondo, quello di Los Angeles, quelle parti là... Disse tutto questo da quello che è letteralmente in villeggiatura in montagna, 6 mesi su 12, 6 mesi su 12, che gli altri 6 mesi li fa in viaggio in tutta Europa, in tutto il mondo. Ma non è vero, Che a Madonna di Campiglio la stagione sciistica è iniziata prima, ne hai approfittato? Assolutamente lo so, lo so assolutamente. Il problema è che io sono una persona che si dà da fare tutta la settimana e quindi non sempre ho il tempo per andare a frequentare certi posti. Ma vai a cagare, Gazzola! Il territorio, ma la cosa divertente è che voi date a me del Signorio della Cattolica, ma quello che ha davvero lo stile di vita da Signorio della Cattolica è lui, però è umile e quindi non lo prendete per il io culo. lavoro durante la settimana. Dai, lavora, dai! Che Avvocato! sto lì a girarmi i pollici. Scogna, tu che dici? Mi fa morire che ogni tanto esci tu e dici: Scogna, tu che dici? State sparando stronzate da 10 minuti, ma cosa devo dire, scusa? È da 2 anni che spariamo stronzate, Scogna, cioè te ne accorgi solo ora? Hai ragione. No, comunque, ripeto, stanno approvando i commissari della Commissione UE e voi parlate dei finti orsi che... Ma chi se ne frega? Fanno l'assicurazione, ma va bene, il mondo che vuole vittoria è questo qui, tutti fluidi, tutti colorati, va bene, parliamo di stronzate. È il mondo reale, Scogna, è il mondo reale. Ha ragionissimo. Queste cose qui a Napoli succedono tutti i giorni, vergognati! In altre realtà c'è un'altra realtà, c'è un altro mondo, un mondo più giusto, un mondo che non è il contrario e un mondo al quale io ambisco. Ma che cos'è, una canzone? Cioè, cos'è? Non lo so, però adesso inizio a rappare se vuoi. Comunque è incredibile, no, qui bisogna fare un piccolo approfondimento perché è incredibile come quest'uomo e ormai è totalmente alienato al suo personaggio da troll, ormai non riesce più a distinguere la realtà da quello che è il suo personaggio. Ormai lui è diventato un troll al 100%. Comunque, Scogna, noi non abbiamo parlato di un tema molto importante che è successo questo weekend: le elezioni in Romania. In Romania ha vinto quello che... Vabbè, stavo per dire una brutta parola, però quello che gente come Vittorio chiama filorussi, però no? Gazze te le cerchi tu, Ebbene, forse è questo qua il motivo per cui oggi Vittorio è venuto qua in radio molto nervosetto, perché ma in realtà non sapevo nemmeno che ci fossero state le elezioni in Romania, quindi... guarda caso non ma secondo te, ma se devo passare un weekend a farmi frustare e tra le elezioni in Romania, ma mi interessano delle elezioni in Romania, è importante per gli equilibri, alla fine non li hanno visti neanche arrivare neanche lì, guarda caso. E che ci vuoi fare? E Vittorio per questo è nervoso, abbiamo trovato la risposta. Scogna voleva dire qualcosa a Vitto. Ma la cosa imbarazzante è: fanno le elezioni in Moldavia di qualche centinaia di voti, vince la UE e Vittorio tutto eccitato in radio, è lì che lo senti: oh, avete visto il grande popolo georgiano, poi adesso invece no. A parte che era moldavo, però va bene. Era moldavo. Cos'è che ha detto? Georgiano. Dai, non perdiamo tempo che abbiamo ancora 2 minuti. Su, Scogna. Ma capisci l'imbarazzo del signor Vittorio qual è? Questo è un personaggio totalmente imbarazzante, lui sì, schiavo del personaggio. Cioè, tu Scogna, tu stasera hai deciso di intervenire in radio solo per insultare Vittorio. Mi fa morire questa cosa. Ma perché è un troll, non può fare altro, ormai è diventata la sua natura, è il personaggio che ha vinto sulla persona. Vabbè, si commenta da solo, Non so, davvero un personaggio imbarazzante. Vabbè, Marco, ma tu sei uguale, Che cazzo vuoi da me, tu? No, niente, sto scherzando.
Vabbè, niente, sto scherzando, intanto abbiamo finito il tempo. Io volevo dare un'altra notizia, ma siete rimasti qui come dei coglioni a insultarvi a vicenda. Perché abbiamo un tempo piccolo. Ah, bellissimo. Hai visto? Bellissimo. Hai visto? Vabbè ragazzi, ripeto, io volevo dare un'altra notizia. Questi qui si sono insultati come dei coglioni per metà della puntata. Non so neanche quanto. Questo qui è l'effetto del bolscevico Gazzola e del troll Luca Scognamiglio. Mamma mia, ormai questa trasmissione è diventata la parodia di se stessa, è diventata anche abbastanza sgradevole da guardare. Ormai, se non fosse perché ogni tanto tiriamo fuori qualcosa a sfondo sessuale per il piacere di gente come Vitto e di questo standard goliardico, è anche abbastanza sgradevole da guardare, devo dire. Ripeto, ormai siamo diventati tutti e quattro la parodia di noi stessi. Da ascoltare, non da guardare. È una trasmissione radiofonica. Beh sì, ma ormai ma vai non anche in televisione. È una web radio ormai. Ma smettila, Vittorio. Ecco, vedi. Guarda, neanche le cose sa. Mamma mia, Madonna. Che orrore, che orrore. Vabbè ragazzi, speriamo che questa puntata abbastanza scadente vi sia piaciuta. Porgiamo ancora le nostre condoglianze alla famiglia del pilota di rally che purtroppo è stato estromesso dal Movimento 5 Stelle che ha creato lui. Che cazzo dici? No, sì. Ma perché parla poi si blocca? Ma dillo, vuoi dire qualcosa? Dillo, figa, dai, non farci perdere tempo. Finito. Possiamo dirlo, regia, che testimone te, questa è l'ultima volta che facciamo un collegamento del genere con Scogna, perché ci ha rovinato la puntata sostanzialmente, ci ha fatto perdere un casino di tempo per nulla. Dai ragazzi, dobbiamo andare perché sono le 17:55, vi ringraziamo per averci seguiti, vi diamo appuntamento a settimana prossima, vi lasciamo con Califano con Un tempo piccolo. A settimana prossima e come sempre, viva i piedi!